È venerdì 23 maggio, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E da Emanuela Corsi, buongiorno. Da Emanuela fra poco per leggere insieme i quotidiani regionali, ma intanto cominciamo con le notizie. Oggi è il 23 maggio e tra commozione, ricordi e polemiche ricorre il 33esimo anniversario della strage di Capaci, manifestazioni in tutta Italia per commemorare il giudice Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Si parte questa mattina dal porto di Palermo. Commozione, udienze e polemiche, l'ultima relativa all'archiviazione dell'inchiesta sulla cosiddetta pista nera, ricorre oggi il 33esimo anniversario della strage di Capaci, compiuta da Cosa Nostra ed effettuata con una carica composta da tritolo, nitrato d'ammonio con una potenza pari a 300 kg di tritolo. Gli attentatori fecero esplodere un tratto della A29 alle 17:57, mentre transitavano Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti di polizia a bordo di 3 Fiat Croma blindate. Oltre al giudice Falcone morirono la moglie, anche lei magistrato, e gli agenti della scorta, Vito Schifani, Rocco Di Cilo e Antonio Montinaro. Vi furono 23 feriti. Tra eco delle indagini e riti della memoria, Palermo già dal mattino ricorda l'attentatuni, ancora una volta a fare da sfondo alle manifestazioni, quella ufficiale della Fondazione Falcone, presieduta dalla sorella del giudice Maria Falcone, e quella alternativa, organizzata da diverse associazioni. Non mancano le polemiche tra due anime dell'antimafia, che non si sono mai amate. Innumerevoli le manifestazioni in tutta Italia. La lunga giornata di Palermo comincia dal porto con decine di studenti a bordo della motovela Mare Nostrum Dyke per il viaggio della legalità. Come ogni anno alle 16, appuntamento sotto l'albero Falcone a Palermo. Alle 17:30 l'ex magistrato Pietro Grasso leggerà i nomi delle vittime delle stragi di Capaci e Via D'Amelio e alle 17:57, l'ora della strage, un trombettiere della Polizia di Stato suonerà il silenzio. Diversi gli appuntamenti organizzati anche al Giardino della Memoria, un'area sottostante l'autostrada che fu teatro della strage, curato da Tina Montinaro, vedova del caposcorta di Falcone. Centinaia di studenti verranno coinvolti in laboratori artistici e spettacoli. E noi ripartiamo allora proprio dalla commemorazione, da quelle che sono oggi le tante manifestazioni. Palermo certamente sarà il centro, però poi ci saranno, come avete sentito nel servizio, momenti di riflessione non solo in Sicilia ma anche in tutta Italia. Da Emanuela allora per leggere insieme cosa scrivono i giornali stamattina. C'è un'antimafia però separata oggi, lo vediamo nei quotidiani, per esempio sulla Gazzetta del Sud, strage di Capaci, memoria divisa dal conflitto tra le correnti antimafia. Oggi cerimonie e iniziative a Palermo per ricordare appunto l'attentato. Da una parte Maria Falcone e dall'altra Salvatore Borsellino. Il GIP di Caltanissetta archivia intanto la pista nera come matrice dell'eccidio. Oggi protagonisti gli studenti delle scuole, al museo del presente 3 ministri sul fronte alternativo CGIL e Libera. Vediamo anche Repubblica Palermo, l'apertura di oggi, non è l'apertura, in realtà è uno però sicuramente dei temi in primo piano, il raduno e la marcia all'antimafia separata nel giorno di Falcone. All'Albero la giornata della legalità organizzata dalla Fondazione. In contemporanea il corteo antigoverno di studenti e associazioni. E poi restiamo su questa pagina perché c'è questo articolo, la mafia spiegata ai ragazzi. Pif, il giornalista, tra l'altro anche autore di molte trasmissioni televisive, dice: lo Stato quando vuole è più forte di Cosa Nostra. Il regista ha incontrato gli alunni della Perez Calcutta. Il giudice è morto invano, dipende da noi, i padrini si battono anche votando. E qui vediamo appunto Pif nell'incontro di ieri mattina con gli studenti. E poi invece a pagina 5 c'è un'intervista alla procuratrice per i minorenni di Palermo Claudia Caramanna, che da tempo si batte soprattutto, diciamo, per fornire nuove strade, delle alternative ai bambini figli di mafiosi, ma anche alle mogli. Infatti c'è questo appello alle donne dei boss: dico, c'è un'alternativa, portate via i figli. Questa è l'intervista appunto di oggi di Salvo Palazzolo. E le altre notizie, adesso torniamo invece alle minacce di morte rivolte al governatore di Sicilia Schifani.
brucerai nei tuoi bruciatori, riferimento ai termovalorizzatori, inquietanti messaggi intimidatori al Presidente della Regione. Sulla vicenda sta indagando la Digos, solidarietà unanime. C'è un clima che si fa pesante a Palermo e in Sicilia in questi giorni. Lettere e telefonate minatorie al governatore Renato Schifani si ripetono, infatti, già da qualche settimana, ma fino ad oggi non se ne sapeva nulla. A far emergere proprio questo clima che si respira nelle stanze dei bottoni è stata una lettera giunta a casa del Presidente della Regione Renato Schifani, una missiva intercettata dalla scorta e consegnata alla Digos. È scritta a penna, interamente in stampatello, e recita: brucerai nei tuoi bruciatori. Una minaccia mandata proprio quando il governatore annunciava la pubblicazione da parte di Invitalia sulla Gazzetta Europea e sulla piattaforma Ingate della gara per la progettazione dei termovalorizzatori in Sicilia. Ma i termovalorizzatori non sono l'unico tema sul quale Schifani ha ricevuto minacce. Nei giorni precedenti ai centralini di Palazzo d'Orleans e ai numeri diretti della segreteria del Presidente, una voce camuffata ha proferito minacce anche nei confronti della famiglia del governatore, reo di aver promosso la legge per la lotta al crack. A Schifani nel corso della giornata sono giunti centinaia di messaggi di solidarietà, non solo dai presidenti di Camera e Senato, La Russa e Fontana, anche dal presidente dell'Ars, Galvagno, dal sindaco di Palermo, La Galla, dai partiti della maggioranza, dai deputati di Forza Italia, di Fratelli d'Italia, della Lega, della DC, di Noi Moderati a tutti i livelli, ma anche da parte delle forze d'opposizione. Torniamo di nuovo ai quotidiani, Emanuela. Sì, allora partiamo dalla Sicilia di oggi con queste intimidazioni al Presidente della Regione. Schifani, brucerai nei tuoi bruciatori, appunto questa la frase. Il governatore ha ricevuto una lettera e delle telefonate anonime con minacce di morte nel mirino spinta sui termovalorizzatori e legge anti-crack. Indaga adesso la Digos, solidarietà unanime. Vediamo sulla prima pagina della Gazzetta del Sud, vediamo qui in alto appunto minacce di morte a Schifani, non mi faccio intimidire, queste le parole del governatore siciliano nel mirino. Ecco, vediamo anche qui termovalorizzatori e consumo di crack, una serie di telefonate e lettere minatorie. Il governatore sbaglia chi pensa che possa fermarmi, io non ho paura. La procura indaga, riflettori puntati soprattutto sulla business dei rifiuti. E vediamo anche la prima pagina del Giornale di Sicilia, appunto, che apre con questa notizia: vado avanti, non mi fanno paura. Telefonate e lettere minatorie non fermano Schifani nel mirino, sempre termovalorizzatori e legge anti-crack. E adesso siamo all'inchiesta di Agrigento sulla Tangentopoli per gli appalti truccati. E spunta in queste inchieste il nome dell'ex assessore regionale all'energia Roberto Di Mauro, indagato per associazione a delinquere. Era stato coperto dall'Omissis nell'indagine sulla Tangentopoli per gli appalti nell'Agrigentino. Adesso si conosce il suo nome, quello dell'ex assessore regionale all'energia Roberto Di Mauro. La procura di Agrigento lo indaga per aver organizzato un'associazione per delinquere finalizzata a distrarre fondi pubblici a fini privati. Le accuse sono pesanti: turbativa d'asta, peculato, corruzione e concussione attraverso meccanismi spartitori di pubblici appalti finanziati con fondi regionali. A Di Mauro viene contestato anche di aver alterato le procedure per il mega appalto sulla rete idrica di Agrigento. A dare l'input l'ANAC, l'Agenzia Nazionale Anticorruzione, che aveva segnalato il mancato avvio di importanti opere pubbliche per la rete idrica di Agrigento e il centro di raccolta di Ravanusa, facendo così scoperchiare il sistema di corruzione. In carcere sono finiti 5 imprenditori. Alleggerita la posizione di Sebastiano Lesci, ex dirigente dell'ufficio tecnico comunale di Ravanusa e, secondo gli inquirenti, vicino a Di Mauro nella gestione dell'organizzazione che pilotava gli appalti. 8 gli indagati tra tecnici e funzionari pubblici. E dire che l'ex assessore Di Mauro aveva inaugurato i cantieri incriminati e poco dopo si era dimesso dalla giunta Schifani il 7 aprile. La sua nomina era in attesa di autorizzazione come nuovo capogruppo dei popolari autonomisti all'Ars.
Vengo da te di nuovo, Emanuela. Sì, è l'apertura di Repubblica questa notizia, lo vediamo proprio sulla prima pagina, la cricca degli appalti dell'acqua, l'inchiesta scuote la regione nel mirino dei magistrati, un giro di tangenti in un assessorato in mano ai lombardiani, perquisito l'ufficio di campagna, segretario di Di Mauro e Colianni, interviene l'antimafia e allora andiamo a vedere appunto all'interno l'inchiesta di Agrigento travolge l'assessorato, cricca tra affari e politica, la squadra mobile dell'ufficio di campagna, segretario appunto dell'assessore Di Mauro, entrambi sono indagati per l'appalto da 37 milioni sulla rete idrica. E ancora vediamo nell'altra pagina, vabbè, ci sono qui altre notizie, magari le vedremo tra poco. Sì, d'accordo. Allora, notizia di cronaca intanto, un motociclista di 26 anni è morto in un incidente stradale che è avvenuto sulla statale 286 delle Madonie all'altezza del chilometro 3 nei pressi di Castelbuono. In sella alla sua moto di grossa cilindrata viaggiava per l'appunto su queste strade. Le indagini sono condotte adesso dai carabinieri. Parliamo del ponte sullo Stretto. Il Quirinale boccia la norma sui controlli antimafia che voleva affidare al Viminale la sorveglianza sull'opera. Il ministro Salvini vorrà dire che sarà il Parlamento a mettere il massimo delle garanzie. Vedremo questo servizio, magari se riusciremo a recuperarlo. Adesso andiamo di nuovo ai quotidiani regionali. Possiamo partire da questa notizia, Angelo, se vuoi, sulla Sicilia, appunto ponte, il Colle boccia i controlli mafia soft. Salvini va allo scontro, monito del Quirinale, le norme non vanno indebolite, ma la Lega ci riproverà in aula. E poi qui vediamo i benefici del ponte sullo Stretto, vantaggi dell'opera da 1 miliardo e 800 milioni, rapporto benefici costi 1,2. E poi vediamo anche le regioni più interessate, naturalmente sono Sicilia e Calabria, e le regioni di riflesso, vediamo quelle in verde, tra cui il Lazio, la Lombardia, l'Emilia Romagna e il Veneto, benefici in termini di PIL appunto in questa pagina oggi della Sicilia. Allora continuiamo proprio con questo quotidiano, vediamo la prima pagina e vediamo le altre notizie. Intanto cittadini capaci, questo è il titolo di oggi per quanto riguarda l'anniversario della strage di Capaci, gli occhi dei ragazzi per fare memoria e guardare avanti, la commemorazione tra memoria e veleni, pista nera archiviata, c'è l'ombra massonica. E poi il giudice Guarnotta, superstite del pool, dice ancora connivenze, i cittadini si ribellino. Vediamo le altre notizie siciliane. A Catania, banditi mascherati in casa di un notaio. E allora andiamo a vedere questa notizia. All'interno, colpo grosso a casa di un notaio, rapina in stile La Casa di Carta. Banditi mascherati svuotano 2 cassaforti con 10.000 euro e gioielli. 2 malviventi hanno agito all'ora di pranzo nell'abitazione che si trova in zona tribunale. All'interno c'erano mamma e figlia. E poi sempre su questa pagina vediamo le altre notizie. A Catania, intelligenza artificiale per eliminare i rifiuti, al via la sfida high-tech. E ancora sotto, ad Acireale, sequestrato il tesoro del boss dei Laudani, nelle mani dello Stato anche un ristorante. Vediamo in basso, paura in via Monserrato, in fiamme auto e garage. I vigili del fuoco sono riusciti a domare l'incendio, fortunatamente non si sono registrati feriti. Vediamo le altre prime pagine. Repubblica a Palermo, abbiamo già visto l'apertura, e poi il raduno istituzionale e marcia antimafia divisa nella Falcone Day. E poi vediamo nel taglio centrale questa fotonotizia. Teatro Massimo tra arte e politica, in arrivo la nomina di Casellati. Vediamo in basso, ci sono 2 notizie
Per quanto riguarda la cronaca, intanto strage di Altavilla, la chiamata al 112 presa come scherzo. Vedremo tra poco che cosa è successo, perché c'è una novità per quanto riguarda la strage di Altavilla, ricordiamo, durante la quale sono stati uccisi la moglie e 2 figli di Giovanni Barreca, questo muratore appunto che doveva scacciare il demonio dalla sua famiglia. E poi Baesian indagato il capo dei sub. Allora andiamo a vedere intanto per quanto riguarda Altavilla, SOS al 112 prima della strage, ma fu archiviato come scherzo. Al processo di Altavilla spunta l'audio della telefonata della moglie di Barreca. Questo veramente potrebbe cambiare tante cose. Il video poi dell'interrogatorio al bimbo. Quindi la moglie aveva chiesto disperatamente aiuto, la disperata richiesta d'aiuto è emersa ieri nell'udienza del processo che si celebra, ricordiamo, davanti alla seconda Corte d'Assise di Palermo, nel quale ci sono imputati per triplice omicidio appunto Giovanni Barreca e la coppia di fanatici religiosi Massimo Carandente e Sabrina Fina. Quindi la moglie di Barreca chiedeva aiuto ma non è stata creduta. Questo poi naturalmente vedremo, verrà verificato dagli inquirenti. E poi il Baesian, dicevamo, indagato il titolare della società di sub. Ricordiamo che appena sono partite le operazioni di recupero del relitto è morto un sub mentre cercava di tagliare il boma. Omicidio colposo e violazione delle normative sulla sicurezza nei posti di lavoro sono questi i reati contestati appunto al legale rappresentante di questa ditta per la quale lavorava il sommozzatore olandese morto durante le operazioni di taglio del boma del Baesian. Vediamo la prima pagina del Giornale di Sicilia, abbiamo visto appunto le parole di Schifani e poi ancora strage di Capaci, 33 anni dopo la memoria diventa un museo a Palazzo Jung, raccolti documenti e oggetti di Falcone e Borsellino. E poi cronaca, droga dalla Campania, 22 arresti a Palermo, smantellate 2 bande tra Ballarò, Brancaccio e Villaggio Santa Rosalia. Vediamo anche la Gazzetta del Sud, con 3 notizie in alto. Intanto le minacce di morte a Schifani, poi naturalmente le cerimonie per il 33esimo anniversario della strage appunto di Capaci e ancora l'arcivescovo chiude la chiesa, la comunità ellenica insorge. La parrocchia greco-cattolica di Santa Maria del Graffeo fa discutere la decisione di Accolla che ha sospeso le attività della parrocchia greco-cattolica, appunto rabbia della comunità ellenica dello Stretto. Siamo a Messina. Vediamo altre notizie. L'apertura qui Ponte, ecco perché il Quirinale ha bocciato le deroghe antimafia. Nella bozza del provvedimento non è stato trasmesso al Colle l'articolo che avrebbe consentito di bypassare gli stringenti controlli. La Lega irritata riproporrà la norma in sede di esame parlamentare del decreto infrastrutture. Andiamo a vedere all'interno ancora qualche approfondimento. Ecco, vediamo questa notizia. Così il Comune è riuscito ad ottenere la bandiera blu. Siamo a Messina, le 46 pagine del piano di azione per la sostenibilità che hanno convinto la Commissione della FEE dalla mobilità sostenibile alla raccolta differenziata ai buoni propositi per gli impianti di depurazione. E qui appunto vediamo la cerimonia. Il documento contiene la strategia complessiva del municipio sul fronte della sostenibilità ambientale. Per le spiagge vengono presi diversi appunto impegni. Penso che ci possiamo fermare qua, Angelo, ritorniamo tra poco. Ci fermiamo qui, intanto aggiungiamo per le notizie regionali una notizia di sport, di basket in particolare, Emanuela, perché la Shark Trapani ha centrato la qualificazione alla semifinale, ha vinto anche gara 3 contro Reggio Emilia, il risultato finale della terza partita 90-83, quindi diciamo la formazione Granata adesso giocherà la semifinale per, per lo scudetto, per il titolo nazionale. Adesso come ogni mattina ci occupiamo di traffico, vedo già collegato con noi da Messina e do il buongiorno all'assistente capo coordinatore Ivan Lanzo. Buongiorno, quali sono le novità della mattinata?
Buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, oggi ci limiteremo soltanto a parlare fortunatamente di rallentamenti tra Cireale e San Gregorio per la presenza di qualche cantiere autostradale in entrambi i sensi di marcia, cronici quelli del Catanese in direzione Siracusa e sulla diramazione verso Catania Centro, scusate. In A18 ricordiamo sempre che tra Avola e Cassibile persiste il divieto di transito per i mezzi superiori alle 7,5 tonnellate e questo fortunatamente, come diciamo, è tutto. Oggi ruberemo un po' di tempo per parlare della barriera di San Gregorio, dove ultimamente purtroppo c'è un fenomeno di accattonaggio. Non è un reato, anche se alla barriera di San Gregorio non possono esserci persone appietate, ma l'accattonaggio fraudolento sì. Diciamo questo perché magari qualche catanese lo saprà, ci sono delle persone che in cambio di un'offerta chiedono, o meglio fanno credere di pagare per noi il pedaggio. Ribadiamo che per pagare il pedaggio ci sono le casse automatiche e il personale addetto all'interno della propria postazione. Quindi, tra l'altro, in direzione Messina non è previsto il pagamento di nessun pedaggio. In direzione Messina si prende il ticket che servirà poi a pagare alla stazione di destinazione. Quindi solo in direzione Catania alla barriera di San Gregorio viene pagato il pedaggio. Quindi facciamo attenzione, se crediamo di essere truffati in qualsiasi situazione chiamate il 112, noi interveniamo. Quindi ribadiamo, barriera di San Gregorio, direzione Messina, si prende soltanto il ticket, quindi non facciamoci abbindolare da queste persone che chiedono soldi. E per oggi è tutto, grazie per l'attenzione e una buona giornata. Grazie anche a lei e ci ritroviamo con le notizie che riguardano il traffico, chiaramente lunedì con la Postrada e il compartimento della Sicilia orientale. Stamattina con noi da Messina l'assistente capo coordinatore Ivan Lanza. Ancora buongiorno, adesso le nostre telecamere si spostano sulla città di Catania, su un tratto diciamo, della viabilità catanese. Siamo all'altezza del Tondo Gioieni, possiamo vedere che il traffico è abbastanza scorrevole, almeno in queste immagini che ci mostrano le auto viaggiare con una certa semplicità, non ci sono particolari rallentamenti in direzione Mister Bianco, in direzione Policlinico. Stessa cosa possiamo dire anche nelle immagini in alto che la nostra telecamera ci offriva in direzione Ognina, quindi non ci sono particolari criticità. Qui siamo invece in via Vincenzo Giuffrida, traffico in entrata piuttosto sostenuto, ma anche quello in uscita dalla città, però mi pare di poter dire che certamente in ingresso la situazione forse presenta qualche piccolissima criticità in più. Adesso ci fermiamo, c'è una breve sosta, fra poco torneremo di nuovo insieme, stavolta con la rassegna stampa con le notizie che arrivano dall'Italia e anche dall'estero, con i quotidiani nazionali insieme a Emanuela Corsi. Torniamo insieme, adesso è il momento della rassegna stampa con i quotidiani nazionali. Emanuela. Sì, oggi in primo piano naturalmente c'è l'attentato a Washington, vediamo il Corriere della Sera, leggiamo il titolo di apertura: orrore antisemita negli Stati Uniti, spari al museo ebraico di Washington. Netanyahu parla di odio dilagante e attacca anche Macron e Starmer. Uccisi 2 addetti dell'ambasciata di Israele, un fermato urlava Palestina libera. Vediamo in questa foto chi sono le vittime: Yaron Lishinsky di 28 anni e Sarah Milgrim di 26. Arrestato intanto il killer che urlava Palestina libera. L'ira di Netanyahu, dicevamo, contro Francia, Regno Unito e Canada. Lo sdegno di Trump. Chi è l'assassino? Un oltranzista pro-Palestina. Il manifesto del killer che si chiama Elias Gonzalez, di 31 anni, voleva vendicare i massacri di Gaza. C'è un'altra notizia che oggi è su tutte le prime pagine, perché arriva una svolta dalla consulta sì al riconoscimento dei figli di 2 donne. La consulta dice sono entrambe
madri. E poi invece nel taglio centrale vediamo la fotonotizia di oggi dedicata a Sarah Curtis che segna il record nei 100 stile libero battendo quello registrato da Federica Pellegrini prima di lei. Famiglia, hater Sarah Curtis, appunto oggi si racconta al Corriere della Sera. Io, il tricolore e le mie due culture. Pellegrini icona. Vediamo all'interno intanto in primo piano questo attentato a Washington, spari davanti al museo ebraico, uccisi 2 addetti dell'ambasciata. Dopo l'omicidio il killer ha gridato Palestina libera. Trump, questo antisemitismo deve finire. Chi sono le 2 vittime? Le vediamo in questa foto, erano 2 fidanzati. Lui le aveva comprato l'anello per chiederle di sposarlo, quindi dovevano convolare a nozze, ma la loro vita è stata spezzata da quest'uomo che si chiama Elias Rodriguez. Lo vediamo appunto in questa foto, di 31 anni, di Chicago. Le origini a Chicago, la kefia e l'attivismo. Così Elias è diventato un terrorista fai da te, lavorava per una ditta di osteopatia. E poi un passato da politico, il suo ex partito, quello socialista della rivoluzione. Noi non lo sentivamo dal 2017, hanno detto. Ma cosa è successo? Mercoledì sera a Washington, appunto, Rodriguez ha sparato a 2 dipendenti dell'ambasciata israeliana colpendoli a morte. L'aggressore ha poi gridato Palestina libera. Il luogo dell'aggressione, appena fuori dalla Capitol Jewish Museum, si trova tra edifici federali, ambasciate e altri musei. L'assassino si è aggirato a lungo in zona prima di estrarre appunto l'arma. Nel Capitol Jewish Museum l'American Jewish Committee, gruppo per i diritti umani che combatte l'antisemitismo, aveva organizzato un ricevimento per giovani diplomatici. E poi la condanna unanime naturalmente nei confronti del gesto, ma Israele che accusa Sar, ministro degli esteri, attacca i paesi europei, incitamento all'odio antisemita. Questa è la posizione di Israele nei confronti di alcuni paesi europei. Parigi replica e dice oltraggioso. E qui vediamo il ministro israeliano Barkat che depone fiori vicino al luogo dell'attentato. Cambiamo argomento, parliamo di cronaca. Ci sono diversi casi di cui si parla in questi giorni. Intanto a Prato l'escort scomparsa, si cerca questa donna, il giallo di Denisa. L'amica dice rapita da connazionali, indagata la madre. La notte tra il 15 e il 16 maggio Denisa, escort rumena di 34 anni, scompare da un residence a Prato. Alle 20:35 la telecamera di un negozio riprende un uomo uscire dal portone. Mercoledì la Procura di Prato convoca e ascolta la madre, Maria Cristina Paun, di 49 anni. E poi c'è un altro caso, lo vediamo proprio a fianco sulla stessa pagina, a Napoli. Un tentato femminicidio, ma questa volta ad uccidere un'altra donna. Donna spara in auto alla compagna e poi si suicida, gravissima la 31enne. La 31enne che vediamo pixelata in questa foto, appunto, che è stata colpita alla testa con questo appunto sparo, e invece qui vediamo in chiaro la donna che poi si è suicidata. Ilaria Capezzuto, questo è il suo nome, si è tolta la vita con un colpo di pistola alla tempia, è stata trovata in via Pinocchio a Napoli. Poco distante, seduta sul posto di guida di una Renault, hanno trovato invece Daniela Strazzullo, di 31 anni, ferita con un colpo alla testa in gravissime condizioni. L'ipotesi dei carabinieri è che si tratti di un omicidio-suicidio. Capezzuto avrebbe sparato alla 31enne con la quale aveva una relazione sentimentale, con l'intento di toglierle la vita. Poi, convinta di averla uccisa con la stessa arma, si è sparata alla tempia e lascia una bambina piccola.
alcuni testimoni hanno visto Ilaria allontanarsi e poi il cadavere, quindi due brutte vicende, una sulla quale naturalmente si cerca di fare luce, l'altra invece è finita nel peggiore dei modi. Andiamo a vedere il caso di Garlasco, che continua a riempire pagine e pagine di giornali, la PlayStation, il PC di Chiara, le impronte, il faro sui movimenti di Sempio a casa Poggi. Garlasco, il nodo della traccia vicino al cadavere sulle scale della cantina. Il 37enne continua a dire: io andavo in tutte le stanze. Fin dall'inizio Sempio ha detto: io frequentavo quella casa, quindi è probabile che ci siano le mie impronte da tutte le parti. E poi il racconto, vediamo nell'altra pagina, pagina 21 sempre del Corriere, dall'avvocata al frate, il gruppo degli amici tornati nell'inchiesta a 18 anni dal delitto. Il fratello della vittima, quindi il fratello di Chiara Poggi, Marco Poggi, vive a Mestre e taccia, difende il sospettato. Allora, praticamente sono questi tre ragazzi: uno è Marco Poggi, il fratello di Chiara, al centro c'è Andrea Sempio, un'immagine chiaramente di 18 anni fa, e poi Angela Taccia, un'altra amica di questo gruppetto, che oggi è anche l'avvocato che difende appunto Sempio. Qua li vediamo come sono oggi rispetto a come erano allora. E torniamo sempre sul caso Garlasco, perché ci sono anche altri elementi. Intanto vediamo sul giornale l'audio, spunta questo audio del padre delle sorelle K, che sono tornate di nuovo alla ribalta della cronaca. Il padre è un famosissimo avvocato. In queste intercettazioni lui avrebbe detto: ora dobbiamo infangare Feltri, il direttore. Perché? Perché Feltri fin dal primo momento ha sempre sostenuto che Stasi non fosse l'assassino di Chiara Poggi. Così l'avvocato voleva difendere le figlie, quindi un caso che diventa politico. Lo vediamo sul Libero: l'inchiesta infinita, dietro il caos sull'omicidio Poggi, la guerra interna in procura e le storture del sistema giudiziario italiano. I PM finiscono sotto accusa, ma i misteri irrisolti sono tanti, tra cui anche queste pressioni, a quanto pare, da parte del papà delle due gemelle K, che tra l'altro si rivolgeva a degli esponenti politici dicendo: dobbiamo incastrare appunto Vittorio Feltri. Andiamo a vedere le altre notizie, le altre prime pagine. Naturalmente Repubblica, anche qui l'attacco antisemita in primo piano. A Washington, uccisa a colpi di pistola una coppia di impiegati dell'ambasciata israeliana, fermato il killer, l'ho fatto per la Palestina. E Netanyahu che accusa l'Europa e scontro. E poi Trump che da tempo, diciamo, si pone anche in maniera molto critica e polemica nei confronti delle università americane, tra le più prestigiose al mondo, tra l'altro tra queste Harvard. Trump chiude Harvard agli studenti stranieri. Vediamo ancora La Stampa, con sempre naturalmente le due vittime, diplomatici israeliani uccisi, Netanyahu che accusa l'Europa. E poi più sotto vediamo la foto di Elon Musk con Giorgia Meloni e con uno dei suoi uomini di fiducia in Italia. Stroppa il caso Musk, stroppa La Stampa, dice su Starlink: pronti all'intesa, ma il ministro Urso frena. Il ministro stupito. E poi l'ultima notizia che ti faccio vedere, l'intervista a Luca Parmitano, che dice: torno nello spazio e l'uomo camminerà su Marte. Andare nello spazio è un'esperienza meravigliosa, se ci tornerei certamente. Luca Parmitano, astronauta italiano appunto dell'ESA, è a Torino, ospite dello Space Festival. Beh, se lo dice Parmitano allora sarà vero che l'uomo camminerà su Marte. Ci dobbiamo fermare, vediamo le previsioni meteo e poi i primi ospiti della mattinata. Buongiorno Sicilia.
Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Il vortice di bassa pressione si sposta verso i Balcani, influenzerà ancora il nord-est, il versante adriatico, ma al mattino anche il basso versante tirrenico con qualche piovasco tra Sicilia e Calabria. Lo vediamo meglio dal dettaglio della Sicilia. Avremo al mattino ancora molte nuvole, specialmente sui versanti orientali, sul Messinese, con qualche acquazzone che tenderà ad esaurirsi con il passare delle ore. Migliora da ovest con ampie schiarite che poi si estenderanno a tutta la Sicilia. Le temperature rimangono abbastanza elevate, in lieve calo sul versante tirrenico, punte fino a 27-29 gradi sull'Agrigentino. Poi sabato avremo il transito, specie nella seconda parte della giornata, di un vortice di bassa pressione sullo Ionio che darà luogo a un peggioramento sui settori orientali della Sicilia con piogge abbastanza diffuse. Le temperature saranno in diminuzione nei valori massimi che non supereranno i 24-25 gradi. Per il momento è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo. Ma quando cucini tu con me, Desiree, l'assaggio è l'immenso per me. Tutti i giorni su Antenna Sicilia. Bentornati a Buongiorno Sicilia, come anticipato in studio con noi sono i primi ospiti. Saluto e do il benvenuto al dottore Giuseppe Laganga Senzio, il direttore generale dell'ASP di Catania. Accanto alla direttore c'è Patrizia, la dottoressa Patrizia Gambarveri, che è direttore generale dell'IACP, l'Istituto Autonomo Case Popolari di Catania. Giusto? Ci siamo quasi, allora sì. Le note sono corrette. Stamattina parliamo di un progetto che è già scattato qualche giorno fa, in realtà lo abbiamo seguito anche con i nostri telegiornali, un progetto che prende nome Quartieri in Salute. Insomma, capiamo ovviamente che la salute arriva... L'obiettivo è quello di portare la salute nei quartieri. Cominciamo con il direttore dell'ASP. Sì, buongiorno, grazie anche per questa opportunità di presentare questo progetto che è partito da qualche giorno, che fa parte di un percorso un po' più ampio, di una convenzione con l'Istituto Autonomo Case Popolari e che appunto porta il nome di Quartieri in Salute. La definizione di quartieri in salute è nell'eccezione un po' più ampia della salute, non solo quella dell'erogazione materiale della prestazione sanitaria, ma quella appunto dell'educazione alla salute. E con questo progetto è quello che vogliamo portare all'interno di questi aggregati che sono questi alloggi popolari gestiti dallo IACP, per creare appunto in questi ambiti cultura alla sanità, informazione sanitaria, quindi portare dentro queste realtà un po' quello che è l'indirizzo, l'offerta sanitaria, quello che la sanità fa, quelle che sono le prestazioni che vengono erogate, che molto spesso sono poco conosciute, ma anche quelle che sono le modalità di accesso al sistema sanitario. Allora, ci arriviamo, cerchiamo di capire poi in maniera pratica che cosa può avvenire e di cosa possono beneficiare chiaramente poi tutti noi. Cosa possiamo beneficiare. Adesso con la dottoressa Patrizia Gambarveri, in che modo si sviluppa questa sinergia tra l'ASP e l'Istituto Autonomo Case Popolari di Catania? Ci sono delle strutture che vengono attrezzate, immaginiamo anche, e c'è anche il supporto anche di aziende private che in qualche modo aiutano diciamo da un punto di vista anche organizzativo, forniscono strumenti, forniscono anche arredi, perché no? Sì, allora questa collaborazione nasce da un'idea progettuale, perché noi all'interno noi gestiamo 8.500 alloggi, 4.500 solo sulla città di Catania e 2.000 sul Librino. Quindi abbiamo dei condomini molto ricchi di famiglie dove c'è anche uno stato, se lei considera che le assegnazioni al Librino sono avvenute negli anni 90, quindi c'è anche uno stato di invecchiamento della popolazione. Allora questa idea è nata dal fatto che abbiamo recuperato dei locali commerciali con delle procedure esecutive e grazie a un progetto di finanziamento di IKEA abbiamo ottenuto una comunità energetica in un condominio di 72 famiglie e abbiamo
pensato di destinare uno spazio di proprietà dell'OIACP di Catania per una rigenerazione urbana all'interno del quartiere. Da qui è nata l'idea di coinvolgere l'ASP per poter fornire dei servizi integrati all'interno di un nostro locale nei confronti delle famiglie nostri assegnatari. Infatti questa cosa tra l'altro nasce anche da una richiesta fatta dai nostri assegnatari, perché molte volte ci è stato richiesto di avere diciamo, delle attività di supporto per facilitare la loro vita. Infatti questo è uno dei progetti, ma l'OIACP pensa di coinvolgere altre pubbliche amministrazioni all'interno di questo spazio per poter fare un servizio integrato e semplificare la vita dei nostri assegnatari. L'OIACP cosa vuole? Vuole non soltanto consegnare alloggi, ma vuole consegnare case, e quando si parla di case si parla di tutto quello che c'è intorno a una casa per facilitare lo stile di vita dei nostri assegnatari e nello stesso tempo avere anche un supporto, una capacità di risolvere i problemi familiari di queste famiglie che molte volte non sanno nemmeno a chi rivolgersi. E allora, vediamo come l'ASP in questo senso può venire incontro a queste esigenze dell'OIACP, ma soprattutto dei residenti, delle persone che vivono in queste, palazzine, che poi sono veramente non sono dei condomini, perché sono quasi dei proprio piccoli quartieri in una palazzina. Sì, noi abbiamo sposato appieno questa idea, cioè mettendo assieme un po' le esigenze che erano dell'OIACP e le esigenze che erano dell'ASP, appunto per una finalità comune, è quella di dare un servizio alla popolazione. Sì, in effetti diciamo, questi edifici sono delle microcittà, quindi delle microrealtà, quindi andare in profondità rispetto a questi diciamo, ambiti per noi è fondamentale. Perché è fondamentale? Perché quello che vogliamo fare, che rientra un po' in quella che è la nostra mission sul DM77, quindi quella che è la territorialità, quella che è l'inclusione da parte diciamo, della popolazione, è quello di poter comunicare bene il nuovo modo di fare salute, quindi tutti i nuovi servizi che in questo momento, grazie all'applicazione della riforma, noi possiamo avere. Abbiamo lì vicino nelle prossimità il PTA di San Giorgio, che diventerà casa di comunità, quindi una delle strutture intermedie previste dal PNRR, ma quello che è necessario è far capire alla popolazione quali sono le modalità di erogare le prestazioni sanitarie, quali sono le nuove prestazioni sanitarie, cioè la necessità di non recarsi al pronto soccorso oppure all'interno di una struttura ospedaliera, perché molti servizi sanitari possono essere ottenuti anche al di fuori in queste strutture intermedie, ma più che altro quello di creare all'interno di queste strutture quello che è il nostro principio, che è quello dell'equità di accesso, cioè la possibilità che tutti sappiano come si può accedere ai servizi sanitari, quindi attivare degli sportelli che sono degli sportelli che permettono la prenotazione delle prestazioni sanitarie, così come quella che riguardano la scelta e revoca del medico, quelli che sembrano dei servizi che sono dei servizi ormai di routine, ma che si fa fatica alcune volte a capire come accedere, per arrivare ovviamente a tutto quello che è il momento dell'orientamento sul parte del disagio mentale, sulla parte della prevenzione. Vogliamo arrivare in profondità sulla prevenzione, sugli screening, sulle vaccinazioni, quindi iniziare a fare cultura partendo da questi ambiti. Diciamo che c'è una maggiore presenza sul territorio da parte dell'ASP, grazie anche all'OIACP. Allora, c'è evidentemente anche un piano che non è soltanto, come diceva prima il dottore Raganga Senzio, che è legato all'aspetto sanitario, ma c'è anche un aspetto sociale. Sì, infatti è questo l'obiettivo dell'OIACP. L'OIACP quando si parla di politica abitativa si parla di habitat dell'assegnatario e quindi l'habitat è fatto di una serie di elementi che l'OIACP vuole attenzionare. Diciamo che ormai da qualche anno noi all'interno dei quartieri ci presentiamo con degli interventi anche per cercare di aprire un rapporto di comunicazione, non basta soltanto consegnare le chiavi.
perché la casa poi ha una vita della famiglia all'interno delle nostre case e soprattutto si deve fidelizzare il rapporto tra l'assegnatario e l'OIACP, perché indirettamente aumenta anche il controllo dell'OIACP all'interno delle nostre case. Quindi è un modo per poter avere nella continuità la vita del nostro alloggio. Non basta soltanto, perché l'OIACP non si occupa soltanto della consegna della casa, ma anche della manutenzione straordinaria, anche del recupero degli alloggi qualora non vengono utilizzate, non vengono rispettate le regole per le quali sono state assegnate. Io ci tengo a comunicare dei dati che negli ultimi 3 anni sono state recuperati 45 alloggi proprio sulla città di Catania per alloggi che magari non venivano fatto un uso conforme a quelli che erano i principi normativi. Quindi il fatto che l'OIACP è presente con le famiglie, è presente nei quartieri, anche con un piccolo presidio, perché stamattina già in questo spazio ci sarà personale dell'OIACP per parlare con i nostri assegnatari. Ci saranno degli incontri tutti i venerdì sulla politica abitativa, sapere cosa fare per poter gestire la casa, come fare una domanda per l'assegnazione delle case, una domanda di voltura, perché io credo che l'informazione è qualcosa di importante. E se noi non viene data dalla pubblica amministrazione, molte volte questa informazione viene data in modo scorretto o anche distorto, o vengono utilizzati canali che non sono legittimi. Allora l'OIACP vuole essere presente come ente pubblico all'interno dei propri quartieri con un'erogazione di servizi gratuiti e soprattutto corretti, perché noi ci troviamo di fronte a dei cittadini che hanno informazioni totalmente sbagliate e che possibilmente magari si trovano di fronte alla fontana di Trevi di Totò, come dico io. Allora, diciamo che possiamo dire che Quartieri in Salute, accanto all'aspetto sanitario, mette anche quello sociale, è un modo per intercettare quei bisogni quotidiani, reali, che tutte le persone hanno e accompagnare magari queste persone nel percorso di salute sì, ma anche nel benessere del welfare, di vivere bene nella nostra società. Sì. È proprio questo il senso. Abbiamo centrato, diciamo. Abbiamo centrato, era questo l'obiettivo. Allora, noi ci fermiamo qui, magari faremo un aggiornamento su come stanno andando le cose più avanti. Volentieri. Cercheremo di capire intanto anche come viene accolto questo tipo di servizio, qual è il feedback che viene restituito dai residenti. È un esperimento che comincia con questa prima, qui diciamo a Librino, e con questo progetto che siamo in Viale Biagio Pecorino, sì. Diciamo è la prima porta che si apre, il primo sportello che si apre, e poi cercheremo di capire che cosa succede nel resto anche dei quartieri della città. Grazie a Giuseppe Lagangasenzio, che è il direttore generale dell'ASP di Catania, grazie anche alla dottoressa Patrizia Gianbarberi, che è il direttore generale della IACP, l'Istituto Case Popolari di Catania. Ci fermiamo, fra poco altri ospiti, un altro momento a Buongiorno Sicilia. Eccoci, siamo di nuovo in studio e adesso andiamo a collegarci con Palermo. Siamo al porto di Palermo, oggi c'è la commemorazione, chiedo scusa, ricorre la commemorazione di quella che è una delle stragi più terribili della nostra Italia, il ricordo della strage di Capaci. Vado subito da Marco Gullà. Buongiorno a tutti. Sì, infatti ci troviamo, Angelo, al molo trapezoidale, dove a breve arriverà la Mare Nostrum D, che arriverà intorno alle 9:10. Ci saranno 200 bambini che saranno accolti in questa appunto barca. Perché il 23 maggio? Perché comunque si parla di legalità e questa barca è stata confiscata agli scafisti che la usavano per la tratta tra la Turchia e l'Italia.
è stata confiscata, è stata appunto assegnata all'associazione Mare Nostrum Diche, che ne fa ovviamente un evento culturale, ma soprattutto per trasmettere legalità a quei bambini che poi devono costruire il futuro. Stanno per arrivare a breve, insomma, a causa anche del maltempo che imperversa da questa mattina su Palermo, è stato ritardato di qualche minuto, insomma, questo evento, ma ci sarà, e ci assicurano che davvero ci saranno tanti bambini. Oggi è il 23 maggio, non soltanto questo evento, tra virgolette, al Molo Trapezoidale, la parte più importante, insomma, di questa giornata di ricordo sarà a Palazzo Jung, inizierà alle 9:30, sarà appunto poi l'evento centrale, l'evento principale con la professoressa Maria Falcone, che accoglierà le istituzioni, sarà presente il ministro per la giustizia Carlo Nordio, il ministro degli interni Matteo Piantedosi, e poi anche quello della cultura a Giuli. Ci sarà un evento che inizierà intorno alle 9:30 e terminerà alle 12, ma il 23 maggio, come abbiamo raccontato spesso anche nei nostri TG, è una giornata ricca di appuntamenti. Poi alle 13:15 ci sarà un altro evento commemorativo alla caserma l'Ungaro, per poi esserci il corteo che partirà alle 15, che raggiungerà l'Albero Falcone, dove alle 17:58, minuto della strage, ci sarà il minuto di silenzio con il racconto di alcuni testimoni, ma soprattutto con la lettura dei nomi delle vittime da parte di Pietro Grasso. Come Marco, sempre il 23 maggio... Sì, ti interrompo un attimo, poi torno da te, perché abbiamo un contributo che tu hai realizzato nella giornata di ieri, per l'appunto, per, come dicevi tu, sentiamo già le parole della professoressa Maria Falcone, poi torniamo di nuovo da te per qualche altro momento e poi ci ritroviamo nell'ultimo segmento di trasmissione per altri minuti per capire che cosa succede, come si evolve da te la situazione. Intanto sentiamo questo contributo. C'è ancora tanto da fare, però siamo pronti perché finalmente nascerà domani a Palermo una realtà, che sarà la realtà del presente, del museo del presente, del museo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Un punto dove i ragazzi di Palermo troveranno la storia, l'emozione e la voglia di fare, che sono tutte cose che questo museo ci potrà dare attraverso le parole che saranno registrate, attraverso le cose che toccheranno e vedranno, attraverso appunto certe emozioni che proveranno. Non saremo nessuno di noi eterni, né tantomeno io, e sono felice che questo possa costituire per sempre per i giovani palermitani un punto dedicato a Giovanni e Paolo, che rappresenta la loro storia, la loro voglia di fare, da ragazzi dei dintorni. Giovanni e Paolo sono nati a due passi. Lì c'era la sua palestra, la palestra dove Giovanni andava, dall'altro lato c'era la chiesa dove andava a giocare a ping pong con i delinquenti, quei ragazzi che poi diventarono delinquenti. Quindi è tutta la zona della sua infanzia che dimostra che se si ha voglia, se si studia, ce la possiamo fare tutti e soprattutto lo possono fare i ragazzi palermitani. E c'è soprattutto, secondo me, la cosa fondamentale da fare è staccare, rompere quel legame perverso che lega la società palermitana alla mafia. Sino a quando il ragazzo di quartiere o anche non di quartiere andrà a cercare il boss per ritrovare il motore o per avere un favore, ecco, quel cordone ombelicale che lega la società alla mafia non sarà rotto. E Giovanni voleva questo, diceva sempre: la mafia sarà vinta quando la città non darà più il consenso alla mafia. Allora, abbiamo sentito le parole della professoressa Maria Falcone, adesso andiamo ancora a Palermo da Marco Gullà. Sì,
Sì, infatti io sono con Giuseppe Ragosta dell'ufficio stampa di Mare Nostrum Diche, la barca della legalità di cui vi parlavo poc'anzi. È il primo appuntamento che poi apre insomma tutti gli eventi che ci saranno nel corso della giornata. Giuseppe, cosa succederà? Buongiorno, cosa succederà oggi qui al Molo Trapezio Italia? Buongiorno amici di Antenna Sicilia, che ringrazio ovviamente. Tra pochi minuti la Mare Nostrum Diche, che era uno Oceanis 473, imbarcazione motovela confiscata agli scafisti e con la quale gli scafisti trafficavano persone, quindi bambini, donne, anziani. Pensate che su questa imbarcazione la Guardia di Finanza ha trovato più di 100 persone, ne poteva ospitare 12, quindi erano veramente ammassate, insomma era un luogo di sofferenza, un luogo di illegalità, veramente un luogo di illegalità. Allora questa adesso è una imbarcazione della legalità, è diventata un luogo di conoscenza con la quale Archeo Club d'Italia che cosa fa? Conferenze dedicate alla legalità, progetti per quanto riguarda la conoscenza del patrimonio culturale, del patrimonio ambientale, ma c'è una cosa molto importante da dire: questa imbarcazione è stata confiscata in Sicilia e quindi in Sicilia era uscita come praticamente imbarcazione della illegalità, come simbolo della illegalità, ritorna in Sicilia come simbolo della rinascita, del riscatto e della legalità. Tra pochi minuti la Mare Nostrum Diche sarà al Molo Trapezioidale, dove ci troviamo in questo momento. E ci saranno ovviamente i bambini, ci saranno 200 bambini, ci saranno 200 studenti delle scuole siciliane che a scaglioni, quindi a gruppo ovviamente, entreranno a bordo di questa imbarcazione. Perché questa imbarcazione è ormai un museo della memoria. All'interno abbiamo lasciato anche i pizzini che hanno scritto gli scafisti, proprio per testimoniare questa sofferenza e ovviamente per testimoniare questo sfruttamento. Vediamo se riusciremo anche a riprendere il momento dell'approdo in diretta, Angelo. Bene, Sta per d'accordo. partire in questo momento dall'altra parte del porto e a breve arriverà qui al Molo Trapezioidale. Lasciamo Quindi vi aperto allora il collegamento, Marco, lasciamo aperto il collegamento con te. Nel frattempo noi facciamo una breve sosta e intanto avremo anche degli altri ospiti in studio con noi e poi torneremo di nuovo a Palermo al Molo Trapezioidale, al porto di Palermo, per l'arrivo per l'appunto della Mare Nostrum Diche. A dopo. Rieccoci insieme a Buongiorno Sicilia, do il benvenuto a Totò Calì, che è di casa praticamente nei nostri studi. Buongiorno Totò. Buongiorno. E grazie anche alla dottoressa Roberta Auditore, buongiorno, che è il direttore sanitario della comunità terapeutica assistita Villa Chiara. Parliamo di un progetto che si chiama Manicomico. Attenzione, ora io dico, a chi è venuta questa idea? Mi rivolgo a Totò. Secondo lei a chi poteva venire? Com'è che ti è venuta questa idea? Perché un po' per deformazione professionale, facendo le vignette quotidianamente, quindi trovando il lato satirico e divertente delle notizie anche tristi che ogni giorno anche tu dai, insomma. Ahimè. E allora, lavorando in questi contesti dove si percepisce il concetto di sofferenza, di anche pesantezza legata a questa sofferenza, ho detto perché non ironizziamo su questo. Anche Freud lo diceva all'inizio del Novecento, che l'ironia è forse uno dei meccanismi di difesa più importanti per il nostro benessere psichico, e quindi abbiamo deciso di ironizzare sulla malattia mentale creando delle gag, delle barzellette video. Allora mi dai un assist, perché abbiamo due piccoli contributi, ecco, così magari facciamo così scapiamo di che si tratta. Che chiedo alla regia di mandarle nome. Arrivano. Senta, ho due notizie da darle, una brutta e una terribile. Oddio, e qual è la brutta notizia? Le restano 3 giorni di vita. Mamma mia, è quello terribile! A 2 giorni che ti cerco. Vediamo anche l'altra. Ho saputo che sei arrivato tra i primi alla maratona.
Settimo. Ottimo. No, settimo. Va bene, devo dire che la giornata comincia anche un po' con un po' di allegria. Io adesso però vorrei parlare anche con la dottoressa Roberta Auditore, perché intanto accogliere una proposta come quella di Totò non è facile, no? Perché questo è un tema molto delicato. Cioè, Assolutamente sì. Però in qualche modo alleviare, cercare di, non dico sdrammatizzare, però rendere magari più facile, più leggero alle persone che hanno di questi problemi il soggiorno in determinate strutture, forse è diciamo, il modo giusto per consentire a tutti coloro che purtroppo soffrono di queste patologie di affrontare e vivere meglio la vita. Allora, mi trovo assolutamente d'accordo con lei rispetto all'utilizzo dell'ironia, così come anche della possibilità di ridere, di vivere l'umorismo come una chiave verso il paziente. Questo sicuramente sì, ma quello cui noi tendiamo di più è la normalizzazione. Per me, fondamentalmente, accogliere la sua proposta non è stato altro che dare la possibilità sia agli operatori che ai nostri pazienti di vivere un ruolo da attori, che non è solo un gioco. Non è un ruolo attivo, diciamo certo, così. È un ruolo assolutamente attivo. Io penso, non perché ogni scarafone è bella mamma so, io penso che loro sono veramente bravi, cioè al di là dell'effetto terapeutico, che è importante, sicuramente è importante, però loro sono veramente bravi perché riescono a tirare fuori quella loro parte spontanea che è, dal mio punto di vista, meravigliosa. Non nascondo che invece gli operatori spesso, siccome sono molto rigidi, non sono attori, perché non lo sono, hanno invece qualche difficoltà che si vedrà anche, che non significa che sono meglio o peggio, non sto dicendo questo. Nell'insieme è tutto molto bello, è tutto molto entusiasmante e io mi auguro che quando voi li passerete veramente il pubblico godrà di questi momenti e ne deve godere. A proposito, la chiave, quando voi li passerete, perché ci sarà un passaggio importante, no? Perché in questo la televisione su Antenna Sicilia ci saranno praticamente questi momenti di manicomico che andranno prima oppure dopo i nostri telegiornali, in modo da raggiungere un pubblico quanto più vasto possibile. È un modo anche per... abbiamo visto prima due esempi, due piccole pillole di quello che fate con questo progetto, fare partecipare chi ci vede, chi ci segue da casa, cosa succede, cosa fate, come come sviluppate questo progetto. Totò. Allora, il fatto che voi abbiate sposato questo nostro progetto ci rende orgogliosi e in qualche modo ci dà la possibilità di avere un ritorno di qualcosa di concreto e posso dire terapeutico che stiamo facendo, perché vediamo anche cambiamenti nel comportamento, negli umori delle persone che hanno realizzato questi corti, che sono un bel po'. Ma poi noi abbiamo fatto una cosa forse più bella, che è mischiare le carte, perché non sono solo i pazienti a fare questi corti, ma sono pazienti e operatori. Quindi quali sono i pazienti e quali sono gli operatori? Perché, come diceva Basaglia, da vicino nessuno è normale. Io volevo tornare sulla dottoressa Auditore, perché nella vostra struttura si tende, diciamo, come diceva prima lei, al recupero proprio e fare rivivere anche determinate emozioni, vivere socializzare con tutti. Ma all'interno della struttura ci sono anche, diciamo, alcune attività, particolari attività. Si fa anche sport e non solo sport, ci si dedica con dei laboratori particolari a particolari attività. Questo per mettere in risalto quelle che sono poi le capacità delle persone, cioè prendere il meglio e valorizzare quello che sanno fare. Certo, si parte fondamentalmente da una analisi, no, delle competenze, ma anche dei talenti, e da lì riusciamo a inserire in un progetto
scelto quelle che possono essere le attività e gli interventi più idonei e più cuciti addosso al singolo paziente. Lui ha la vis comica, io ho la vis tragica, in quanto di origini siracusane, quindi ho la tragedia dentro. Ce l'ho nel DNA, quindi noi abbiamo questa doppia valenza, abbiamo anche una compagnia di teatro della spontaneità che vive e fa vivere le emozioni, che sono le emozioni appunto anche quelle che ci permettono di tirare fuori anche la lacrima, no? E che fa anche bene anche quella. Volevo sottolineare anche un altro fatto, perché tutte queste attività sono accompagnate anche chiaramente da un supporto psicologico che va non solo ai pazienti ma anche credo alle persone vicine a queste persone, a questi pazienti. Alle famiglie. Comunque noi apriamo spesso la nostra comunità alle famiglie e durante l'anno facciamo degli incontri in cui la famiglia entra dentro la comunità e giochiamo insieme con loro, dove il gioco diventa anche il mezzo per conoscerci e conoscersi fra di loro. Ma in questo momento mi è venuto così un pensiero: non è che coinvolge anche le famiglie in questo progetto? Perché io la raccoglierei. Noi siamo aperti a qualunque possibilità. Una cosa importante è che sia le attività sportive, sia queste attività qui che avete sposato voi di Antenna Sicilia e Telecolor, sono tutte in qualche modo in sinergia con qualcosa che esiste già fuori, perché chiuderci dentro la comunità è una cosa molto medievale e antica. Invece l'idea di poter fare sposare queste attività che noi facciamo all'interno della comunità con realtà esterne, come il teatro, con ad esempio il Fringe Festival. Telecolor con Manicomico, il rugby con San Gregorio Rugby, insomma significa aprirci verso l'esterno, che è poi la risocializzazione di queste persone. Allora, ci dobbiamo fermare. Grazie a Totò Calì, grazie alla dottoressa Roberta Auditore, che è il direttore sanitario della comunità terapeutica assistita Villa Chiara, un bel progetto che vedremo anche in televisione, lo ripetiamo, con dei corti prima dei nostri telegiornali su Antenna Sicilia, in modo tale da poter fare conoscere a tutti quello che poi riescono a fare queste persone, che vanno valorizzate per quello che sono le loro qualità migliori. Sottolineo ancora una volta io. Do uno sguardo, restate qui con me, do uno sguardo un attimo a Palermo, andiamo al porto di Palermo, c'è di nuovo Marco. Mi devo fermare per un minuto, Marco, volevo semplicemente capire a che punto siamo e poi magari torniamo da te. No, Angelo, puoi fermarti perché ancora c'è qualche minuto di ritardo sull'approdo della barca, quindi ancora non la vedete, non la vediamo, eventualmente la riprenderemo poi per coloro che vedranno il TG alle 13:30, se non dovessimo farcela in diretta. Benissimo, vedremo anche alle 14 tutto questo. Allora, ci fermiamo. Grazie ancora, buona giornata. Vorrei chiudere con vi faremo impazzire di noi. Grazie ancora. Ci fermiamo, ci sono le pillole di Almanacco e poi vedo già anche Marco Amato per il solido appuntamento del fine settimana con le stelle. A fra pochissimo. Oggi 23 maggio si celebra come ogni anno la giornata della legalità, con la quale si commemorano le vittime di tutte le mafie e in particolare ricorda gli attentati ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino del 1992. Oggi ci addentriamo nel nanoscopico mondo dell'atomo. In particolare sia atomi che molecole sono in grado di assorbire la luce che arriva dall'esterno e poi riemetterla dopo un certo tempo. Questo fenomeno viene detto fluorescenza o fosforescenza. La differenza è dovuta a variazioni nella composizione interna della molecola presa in considerazione. Avete presente quelle stelline che vengono attaccate nelle camerette dei bambini e che si illuminano al buio? In parole povere, hanno incamerato la luce durante la giornata per brillare e riemetterla durante la notte. Come promesso andiamo da Marco Amato.
Grazie e buongiorno Marco. Buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. C'è il rosso della Sicilia in quella tazzina. Ebbene sì, ma rosso come rosso è l'Ariete, rosso perché questo weekend è un weekend da raccontare in una maniera un po' speciale, perché inizia con una bella luna in Ariete, che sicuramente rianima le energie, ma quello che è più importante è che domenica accadrà un evento astrologico molto importante, ovvero dopo 3 anni Saturno cambia segno zodiacale e si sposta dai Pesci in Ariete. Passando il segno l'archetipo del tempo nel segno dell'inizio e della primavera, a parte un'accelerazione zodiacale, uno svecchiamento di tutta la ruota zodiacale, si presuppone ci sia un nuovo inizio, una nuova scansione dell'azione propriamente detta nello zodiaco. Cosa succede quindi? Sembra un concetto un po' complesso e astruso, ma ve lo racconterò segno per segno. Inizio proprio dall'Ariete, che è proprio il punto ricevente di questa denominazione zodiacale. Saturno è in Ariete. Cosa significa? Se per natura Ariete capi, sarete assolutamente capissimi da questo momento in poi, proprio perché Saturno è il pianeta del lavoro. Avere Saturno nel proprio segno zodiacale significa poterne disporre. Il pianeta chiede di essere interiorizzato. Quindi, se voi siete dei bravissimi guerrieri, è arrivato finalmente lo stratega, perché non si vincerà solo una battaglia, ma si vorrà vincere la guerra con Saturno in Ariete. Quindi, cari Ariete, inventatevi la vostra sfida, perché è il vostro momento zodiacale che inizia da ora. Toro, per voi Toro perdete un po' il supporto di Saturno, ma ci guadagnate in termini di stress che finalmente va via, siete più leggeri, e quindi questa configurazione di questo fine settimana vi saluterà carezzandovi con una luna che entro domenica sarà nei vostri gradi e che quindi riprenderà più il lato affettivo. Gemelli, un Saturno finalmente compatibile, e quindi tutte le vostre idee peregrine finalmente diventano realtà. Tutti i sacrifici fatti negli ultimi 3 anni per gestire una condizione pratica e lavorativa molto complessa adesso finalmente diventano la plancia e la base per applicare nuove e più dinamiche idee. Complimenti. Cancro, Saturno inizia una quadratura. Come dico da mesi, voi Cancro siete in una condizione in cui dovrete un po' decidere tra affetti e lavoro, perché il lavoro, i doveri o le condizioni familiari vi richiamano ad applicare una realtà un pochino più sensata e meno fatta di sogni. Leone, è quello che aspettavate. Leone, dico da un po' di tempo che siete alle prese con una condizione lavorativa un po' insoddisfacente. È arrivato Saturno in Trigono, con il quale per 3 anni potrete costruire più da un punto di vista carrieristico. Vergine, Saturno, la buona notizia è che finalmente non si oppone più al vostro segno zodiacale. Saturno non è più contro, non è più in Pesci, e quindi vi lascia sereni e liberi di esprimervi meglio al lavoro e di captare anche dei flussi un pochino più fluidi nelle opportunità. Bilancia, è proprio per voi che invece inizia un Saturno di opposizione. I Bilancia dovranno rimettere in discussione gli ultimi 3 anni e ripianificare nel tempo che viene dopo tutto il loro sistema pratico e lavorativo. Scorpione, perdete il trigono di Saturno in Pesci, perché Saturno non vi parlerà per qualche anno, ma Saturno ha cementato delle condizioni pratiche che adesso vi servono a voi per costruire in altra direzione. Insomma, Saturno vi ha dato la bici, adesso pedalate. Sagittario, bellissima notizia per voi, perché Saturno arriva in Trigono. Con questo Saturno potete comunque assurgere a delle condizioni migliori, migliorarvi, essere più pratici ed essere anche più fieri e consapevoli delle vostre conquiste. Capricorno, questa nuova posizione vi riguarda molto da vicino, perché Saturno è il vostro archetipo. Seppure entra in un regime di quadratura, Saturno in Ariete è un Saturno molto più dinamico e a voi servirà per svecchiare un po'
il vostro tempo un po' uggioso e renderlo molto più dinamico. Acquario, a proposito di dinamismo, siete pronti a diventare delle star al lavoro? Proprio perché tutto quello che riguarda Saturno diventerà comunicativo, diventerà pratico, diventerà una forma di comunicazione sociale, quindi voi sarete il vostro lavoro in termini fantasiosi ed estrosi. Pesci, finalmente il vostro cielo è libero, non ha più pesi, vi sentite più liberati, vi sentite più liberi di esprimervi e consapevoli delle vostre posizioni conquistate. Adesso osserverete un po' le dinamiche intorno a voi da saggi e bravi osservatori quali Saturno vi ha fatti. E detto questo, auguro a tutti un magnifico weekend, una nuova prospettiva. Già dalla prossima settimana vedremo in maniera diversa di stelle. E detto questo, buon weekend Sicilia! Grazie allora a Marco Amato. Adesso, fra pochissimo, vediamo un attimo. Marco, ci sono novità a Palermo? Siamo sempre qui al molo, la barca appunto Mare Nostrum di che sta per partire, come dicevo poc'anzi qualche minuto di ritardo, probabilmente legato insomma alla burocrazia, ma insomma arriverà, siamo fiduciosi. Siamo fiduciosi, allora magari rinviamo tutto ai telegiornali. Grazie a Marco Gullà per questi collegamenti dal porto di Palermo. Seguirà chiaramente per tutto il giorno le commemorazioni della strage di Capaci. Adesso vediamo invece cosa ci attende per il fine settimana. Molti dei quali per la prima volta in Sicilia. E anche per questo fine settimana è tutto. Vi auguriamo un buon weekend. Siamo quasi in chiusura, torno ancora da Emanuela Corsi. Parliamo di cinema, ancora del Festival di Cannes. Ieri è stata la giornata di un attore italiano molto amato, Alessandro Borghi, che ha presentato il suo ultimo film, si chiama Testa o Croce, è un western. Quindi vediamo, siamo sulla pagina del Corriere della Sera. Il West dell'antieroe Borghi, lui è detto interpreto un maschio tonto, lontano dai mitici cowboy, sul set non so nemmeno sparare, la star è una donna. Vediamo la foto appunto presa dal film, lui protagonista maschile, invece la protagonista femminile, questa attrice francese Nadia Tereskevich, che vediamo invece in tutto il suo splendore appunto qui sulla passerella di Cannes assieme ad Alessandro Borghi. Alessandro Borghi che qualche sera fa è stato elogiato da un altro attore italiano, ecco lo vediamo sul giornale, che è stato ospite, lo vediamo qui, Michele Morrone, ospite di Belve, dove ha detto che praticamente nessun attore è meglio di lui tranne Alessandro Borghi, e tra l'altro ha attaccato anche un po' questa sinistra che si insinua nel mondo del cinema italiano, ecco, se la prende in TV con i soliti noti del film di sinistra. Grazie Emanuela, ci fermiamo qui con Buongiorno Sicilia per questa settimana, torniamo lunedì, a tutti voi l'augurio di una buona giornata.